Migranti, primo confronto in diocesi tra operatori e volontari. Al tavolo promosso dal Villaggio del Ragazzo sono emersi dubbi, difficoltà e proposte utili a migliorare il progetto dell'accoglienza. Arriva anche in Italia Click to Pray, l'applicazione smartphone per pregare con le intenzioni del Papa, ad aderire oltre 210 paesi e 100 milioni di iscritti. Il cammino di Quaresima nella comunità di San Siro a Santa Margherita Ligure, la parrocchia ha ospitato le telecamere di Telepace in diretta. Intercettare l'energia dei giovani dovrebbe essere compito della società di oggi. A dirlo a Chiavari lo scrittore Giorgio Scianna, invitato nell'ambito del progetto diocesano Credere. Domenica 11 marzo, giornata delle cantorie e dei ministeri laicali. In casa Marchesani a Chiavari l'intervento di Don Paolo Tomatis, in cattedrale la messa con il vescovo. Buonasera e bentornati a Noi Chiesa, lo sguardo della nostra emittente sulla vita della Chiesa locale. Questa sera iniziamo parlando del progetto di accoglienza dei migranti sul nostro territorio, un progetto sostenuto dalla diocesi di Chiavari. L'ente del Villaggio del Ragazzo è capofila nella gestione di queste esperienze che da alcuni anni sono già attive sul territorio. Dopo 2 o 3 anni di questo lavoro, per la prima volta si è svolto un tavolo di confronto tra volontari, operatori ed educatori. L'incontro si è svolto nel teatrino del centro Benedetto Acquarone, la sintesi nel primo servizio di questa sera. Sono 25 le persone accolte sul territorio, 5 realtà attive, 2 ancora in divenire. A Chiavari la parrocchia di San Giovanni Battista ospita 2 ragazzi, Rupinaro una famiglia di 4 persone, a San Pier di Canne ci sono 2 donne con 2 bambini, alle Orsoline di Rapallo sono accolti 7 uomini, al centro Costa Zenoglio di Castiglione Chiavarese 8 donne. La diocesi promuove il progetto e il Villaggio del Ragazzo è l'ente capofila che ha organizzato per la prima volta un tavolo di confronto tra operatori, educatori e volontari. Dubbi, proposte, esperienze di 2 o 3 anni di lavoro sono venute fuori da chi ogni giorno è al fianco dei migranti. A rispondere la psicologa clinica Chiara Carlini e l'etnopsicologo Davide Bonfanti. Tra gli aspetti positivi emersi, il modello di accoglienza non invasiva, attuato ad esempio nelle parrocchie di Chiavari, dove le comunità hanno potuto condividere passo dopo passo la vicinanza con i ragazzi accolti, visti non come invasori ma uomini e donne, diventati amici del quartiere, famiglie tra le altre. Tra le fatiche sottolineate invece la difficoltà dei volontari ad accompagnarli, a volte l'inadeguatezza ad aspettare i tempi dei migranti, le loro richieste, i loro problemi. Il consiglio degli psicologi e dei parroci presenti è stato di vivere l'accoglienza non come un'imposizione di regole, ma come un fatto di libertà. I migranti devono essere in grado, come tutti, di coltivare le proprie idee, tradizioni e credo nel rispetto della loro libertà. Alcune volte noi facciamo, come dire, di un'erba un fascio, cioè facciamo di questi ragazzi dei ragazzi che arrivano da un paese, dicevamo prima dal paese dei rifugiati, no? Come se tutti avessero le stesse caratteristiche, portassero con sé gli stessi problemi, invece no, vanno analizzati perché quando si tratta di avere a che fare con persone, quindi con umanità, ogni persona ha il suo valore, ogni persona ha dentro il suo tesoro da riscoprire e questa è la sfida più grande, ecco, dare loro veramente un'identità, non raccoglierli in un unico vaso, ecco, ma valorizzare quelli che sono le loro qualità. E dicevamo ancora adesso sull'ultimo in chiusura che effettivamente il ragazzo 18enne, l'adolescente africano o asiatico per vicissitudini culturali non è simile al ragazzo occidentale per tanti motivi, sia perché il matrimonio, come dire, è qualcosa che avviene presto nella vita dei ragazzi e delle ragazze e sia perché il livello di istruzione alcune volte è abbastanza basico, quindi si inizia presto ad essere persone autonome. Anche il concetto di lavoro è diverso, il concetto di aderire a un contratto, di aderire a degli orari, di aderire, come dire, a un contesto lavorativo schematico che è il nostro occidentale. Ecco. Questa è un'altra sfida, è un altro obbligo nostro di far capire loro le regole che abbiamo noi, ecco, della nostra società.
Cambiamo argomento, parliamo di Chiesa, tecnologia e giovani. Per raggiungere tutti i fedeli è nata un'applicazione scaricabile sui propri telefoni cellulari che si chiama Click to Pray. L'invito è quello di pregare insieme, connettersi e condividere attraverso le intenzioni del Papa. E poiché ogni giorno è diverso, il sito offre una preghiera per tutti i 365 giorni dell'anno. Sentiamo Maria Vukovic. Portoghese, spagnolo, francese, inglese e tedesco, e ora anche italiano. Già attiva in 210 paesi del mondo, la piattaforma digitale promossa dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa conta oltre i 100 milioni di utenti. Click to Pray è un'applicazione smartphone per pregare insieme, secondo le intenzioni del Papa, ma anche per aiutarsi a vicenda e scambiarsi il sostegno spirituale. È uno strumento a servizio in particolare dei giovani, ma in realtà di tutti, un modo ulteriore per pregare, per essere in comunione e per sostenere il ministero del Papa, dunque anche la sua preghiera. Il funzionamento dell'applicazione è molto semplice. Propone 3 momenti di preghiera al giorno con testi brevi che invitano a entrare in un'esperienza spirituale. L'applicazione non intende comunque sostituirsi alla pratica tradizionale della fede, quanto piuttosto incentivarla. Mese per mese il Papa indica delle intenzioni, toccando di volta in volta argomenti, tematiche, problematiche che appunto il Papa con largo anticipo ha individuato, ha focalizzato, invitando appunto tutti ad unirsi alla sua preghiera per queste necessità. Capita che Click to Pray sia usata dai ragazzi per mostrare ai loro nonni come si utilizzano le applicazioni nello smartphone. La cosa bella appunto della tecnologia, del digitale, della virtualità in questo senso è proprio che elimina le distanze e dunque avvicina luoghi, realtà, porzioni di umanità che di per sé sarebbero destinate a non incontrarsi mai e che invece possono con queste nuove possibilità incontrarsi e scoprire nuove forme di fraternità e di comunione. Nella terza domenica di Quaresima le telecamere di Telepace hanno trasmesso in diretta la messa domenicale dalla chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure. Nella sua omelia il parroco Don Valerio Traverso ha messo in luce le tappe del cammino parrocchiale verso la Pasqua. Le interviste di Roberto Costa sono del 4 marzo, domenica, lo specifichiamo, poi capirete perché. C'è sempre un nucleo storico di famiglie qua a Santa che vi vedete. Sì, c'è sempre un nucleo storico, sperando che però c'è questo nucleo storico pian pianino si Largo ai giovani. Largo ai giovani, esatto, per quel motivo lì. Però è sempre una cosa bella rivedersi anche con le famiglie, anzi ci dovrebbe essere ancora più, diciamo, impatto con le famiglie, perché mi sembra che sia una cosa doverosa e anche bella anche per i giovani, ecco. Com'è la vostra esperienza come cammino familiare? Guarda, con questo gruppo stiamo facendo un cammino proprio interessante perché ci incontriamo non moltissime volte durante l'anno, ma una volta all'anno facciamo 3 giorni insieme su a Villa Noce. Quest'anno il tema è stato un po' l'accoglienza anche delle famiglie di nuova formazione, dei risposati, e ci siamo un po' così chiesti come fare per avvicinare le coppie in difficoltà, ed è stata un'esperienza molto, molto coinvolgente perché c'è una sensibilità grande, ecco, verso questa problematica. È stata una bella esperienza quei 3 giorni insieme. E com'è la vita in parrocchia, signora? Positiva sicuramente, e mi sembra che nei nostri rapporti cerchiamo proprio di vivere come Gesù ci esorta, come ci esorta il Vangelo, di vivere proprio l'amore scambievole. Magari non è che ci vediamo molto spesso, ma i rapporti sono di qualità. E poi anche questa messa che viviamo da tanti anni sempre insieme, ci vediamo sempre a questo appuntamento, è proprio un'accoglienza verso tutti, verso anche quelli che magari da tanto non frequentano e che ritornano a frequentare, magari perché hanno i bambini al catechismo. Insomma, noi
In questi anni abbiamo avuto fedeltà sia per il gruppo famiglie sia per questa messa con i vari sacerdoti e siamo contenti. Qua abbiamo il gruppo del coro, musicista. Il gruppo del coro, improvvisato molto, di solito io e Paolo ci siamo tutte le domeniche, Mario stamattina è venuto perché c'eravate voi, quindi è venuto a darci una mano, che è un percussionista, io personalmente di tutti quelli con cui ho suonato è il migliore in assoluto, proprio lo dico appassionatamente con buona pace di tutti gli altri. La chitarra è una passione. La chitarra è proprio una passione, si sente che non la suono neanche bene, quindi c'è proprio una passione e basta. E lei? Io seguo il gruppo, diciamo, con Graziano, come diceva prima, ci vediamo la domenica mattina, per me anche è una passione che comunque sia, cioè io cerco sempre di imparare perché sono molto indietro e mi fa piacere venire comunque a suonare alla messa e ci siamo tutte le domeniche. È un impegno da tanti anni? Un piacere più che un impegno, sì, da qualche anno. Da qualche anno, grazie. E abbiamo allora il giovanissimo che si è aggiunto questa domenica. Sì, sono venuto, mi ha fatto piacere per venire qui a suonare nella chiesa con loro. Fra un po' di tempo saremo un gruppo di musicisti, anche una fisarmonica, vabbè, non con questo, vengo con contrabbasso e speriamo che qua a Santa Margherita saranno dei bei spettacoli insieme a loro. Ah, sicuramente, guarda, vedrai che ti troverai bene con loro. Sì, sì. E tu, quando sei arrivata a Santa Margherita lì? Vabbè, sono in Italia da 8 anni, diciamo. Vabbè, ormai sei un italiano. Parlo perfettamente. Bravissimo, bravissimo. Grazie. Allora aspettiamo il concerto, eh? Sì, sì, di sicuro dall'inizio di aprile, giusto, vero no? Ok. Allora invitate anche Telepace per il primo concerto. Sì, sì, con sicurezza. Emanuela, ti abbiamo perso a livello di video, ma ti sei occupata d'altro in questo periodo. Mi fa piacere che siete venuti nella mia parrocchia, cioè, giustamente. Sì, no, adesso ancora speriamo che Alessandro si decida a nascere presto, visto che ormai ci siamo, mancano pochi giorni, e poi però per il 2018, quasi fino alla fine, penso che farò la mamma, poi dopo ci rivediamo più avanti. Allora aspettiamo Alessandro insieme a Letizia, a Carola e a Veronica e a papà Andrea, ovviamente, che non ha un ruolo secondario in tutto. Immagino papà Andrea che arriva il primo maschietto, quindi è sicuramente molto emozionato ed è un bellissimo e grande impegno. Perciò possiamo assicurare tutti i telespettatori che sei sempre a Telepace, ma ti occupi a fare la mamma in questo periodo. Sono in trasferta. Diciamo che adesso ho un incarico in sede distaccata, però poi torno. Speriamo, insomma, di tornare anche in forze, di non disperdere troppe energie qui, ma no, ma assolutamente andrà tutto benissimo, sicuramente. La cosa bella è il non vivere da soli questi momenti anche di impegno e di impegno familiare, accolti in una comunità più grande. Io devo dire che questa è una comunità che 10 anni fa, quando mi sono trasferita, mi ha accolta a braccia aperte. È una comunità molto, molto, molto accogliente. In primis il parroco che mi ha accolto dal primo momento in cui sono arrivata qua, anche se la nostra
nostra amicizia era ancora così embrionale, poi è cresciuta nel corso degli anni, però è vero, è proprio una comunità molto molto accogliente, è una dimensione questa ancora un po' più di paese, mentre Santa Margherita è un po' più cittadina. San Siro è un paese nel paese e questo le dà la dimensione della semplicità, della bellezza dei rapporti di questo posto. Allora lasciamo la mamma Emanuela in altre faccende, facciamo un saluto a Don Valerio, intanto grazie per l'accoglienza che diceva Emanuela come parrocchia, ma anche in questo caso per Telepace di questa giornata. Grazie innanzitutto a Telepace per il servizio che fa, innanzitutto quel servizio particolare di attenzione alla preghiera per gli ammalati, per le persone sole, persone che sono nelle loro case, possono vivere i momenti principali della comunità cristiana, della Chiesa, particolare la nostra diocesi, ma anche la Chiesa universale in comunione con Papa Francesco. Abbiamo visto un cartello che ha disegnato una strada che oggi ci hai spiegato che ci deve portare al Tempio, un Tempio che deve essere Gesù, ma non un mercato che a volte rischiamo di far diventare. Il cartellone che avete visto è il percorso quaresimale che viviamo insieme alle altre comunità di Santa Margherita e di San Giacomo, è il percorso di questa quaresima che ci accompagna verso la Pasqua, percorrendo la strada di Gesù, la strada di quel Tempio vero, vivo che è Gesù, e l'incontro con la sua parola, con quell'acqua sempre viva che è l'incontro con Lui, che dovrebbe essere sempre rinnovato dentro il cammino della nostra vita. E in tutta questa strada ci sono diverse tappe, no? Che ogni domenica cercate di fermarvi e riflettere. Ci sono delle tappe che rappresentate dai segni stradali che dicono il cammino che dobbiamo percorrere, di domenica in domenica le tappe sono segnate dalla parola che la Chiesa ci consegna, la parola del Vangelo, che sia luce, che sia guida dentro quella strada che dobbiamo percorrere dentro il nostro quotidiano. Rieccoci in studio, abbiamo sottolineato la data delle interviste perché pochi giorni dopo e in anticipo, martedì 6 marzo alle 19:36 è venuto alla luce Alessandro Ferro, figlio di Emanuela Castello e Andrea Ferro, nostri amici e colleghi. Emanuela, che da qualche tempo non avete più visto sui nostri schermi, ha partorito all'ospedale di Lavagna un maschietto del peso di 2 kg e 750 grammi. Mamma e figlio stanno bene, a casa lo aspettano le 3 sorelline, Letizia, Carola e Veronica, e l'emozionatissimo papà Andrea. Naturalmente auguri da parte di tutto lo staff. Ora dunque proseguiamo con gli altri argomenti, parliamo del progetto Credere con un'altra iniziativa che si è svolta nelle scorse settimane nel nostro territorio. Gli alunni dell'Istituto Marconi del Pino e del Luzzati di Chiavari si sono confrontati con lo scrittore Giorgio Scianna, il quale ha spiegato dai giovani oggi la società dovrebbe prendere il buono, la parte sana, la parte che ha più energia. Le interviste di Maria Bukovic. Che messaggio vuole mandare con questo libro? La regola dei pesci è la storia di 4 ragazzi in fuga, di loro sono rimasti 4 banchi vuoti e tutto il romanzo è sulle tracce di questi 4 ragazzi. Il libro non ha un messaggio, però cerca un po' di esplorare il territorio di frontiera tra adulti e ragazzi, e questo territorio, soprattutto quando si parla di futuro, del nostro futuro, del futuro dei ragazzi, è un territorio ancora troppo poco frequentato, con troppe incomprensioni, per cui mi piaceva parlare e cercare di esplorare questo mondo. Come vede i giovani che incontra andando nelle scuole? Ma io vedo ragazzi svegli, ragazzi con tante curiosità, ragazzi che hanno le loro debolezze, il fatto di essere molto connessi in tutti i sensi col virtuale, però questa è la parte che viene sempre raccontata come debolezza, viene invece poco raccontata la loro parte più vitale, la loro parte di energia, la loro continua curiosità a cui spesso noi adulti non diamo risposta. Che consiglio vuole dare a un ragazzo che vuole intraprendere il mestiere di scrittore? Leggere, leggere per confrontarsi con altre storie, per capire come una storia che funziona si svolge, che trucchi, che
che mestiere c'è dietro alle storie che amiamo di più, dietro ai personaggi che sentiamo più vicini. L'utilizzo nel racconto come protagonisti di giovani, di diciottenni, in cui entrare nel loro mondo e iniziare a vedere coi loro occhi. Come mai è una scelta così forte? Un po' per fatti biografici, perché ho 2 figli, quindi il mondo degli adolescenti l'ho attraversato e lo sto attraversando. E un po' perché credo che i ragazzi oggi siano raccontati poco per le loro caratteristiche essenziali, soprattutto sono raccontati poco per la loro parte più sana, più bella, e anche nel parlare di argomenti drammatici, anche nel parlare di errori fortissimi, mostruosi come quelli raccontati nel mio romanzo, il cercare comunque di intercettare la parte con più energia è qualcosa che a me affascina, il parlare anche negli incontri come quelli avvenuti oggi, in cui il prendere le distanze dalle scelte sbagliate, il capire come la scelta di vita deve essere sempre la scelta più importante, più bella, come la cultura della negazione di tutto deve essere messa da parte, come l'idea del futuro sia qualcosa per la quale dobbiamo combattere tutti. Ecco, tutte queste riflessioni, tutti questi momenti sono importanti ed è bello parlarne. Domenica prossima, quarta domenica di Quaresima, nella nostra diocesi si celebra la giornata dei ministeri laicali e delle cantorie. Alle 18 un momento di incontro e di riflessione con Don Paolo Tomatis, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Torino. Alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. La presentazione con Cristina Oneto. Come è stata strutturata quest'anno la giornata dei ministeri e delle cantorie? Domenica 11 marzo alle ore 16 presso Casa Marchesani la relazione aperta ai ministri e ai cantori, ma poi a tutti, di Don Paolo Tomatis, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Torino e grande studioso anche dell'aspetto ministeriale della Chiesa, e lui proprio verrà a parlare con noi partendo da questa domanda: quale importanza della ministerialità laicale e dei ministeri all'interno della nostra Chiesa e dell'azione liturgica, e poi alle 18 in cattedrale la celebrazione con il Vescovo. E quando celebra il Vescovo c'è sempre questo sapore diocesano, e poi dall'altro lato istituire i nuovi ministri dell'Eucarestia, della Comunione, i lettori, riconoscere il lavoro che fanno i sacristi e tutte le varie cantorie diocesane, quindi riunirsi per riconoscere la bellezza del lavoro che fanno le varie persone che si prodigano nell'esercitare un ministero. Qual è l'importanza e il ruolo che svolgono le persone che appunto si adoperano per i ministeri laicali? Quando si parla di ministeri laicali alle persone viene subito in mente il servizio che loro svolgono, quindi la loro funzionalità, che c'è certamente senza dubbio, ma c'è anche un senso più profondo, che è quello che dice Gesù nel Vangelo, del poter servire e del lavare i piedi gli uni gli altri, quindi il servizio qualunque esso sia a livello di importanza o meno, ammesso che si possa parlare di questo, il servizio è sempre prezioso ed è un bene per la Chiesa. Questo poi aiuta anche a vivere pienamente la liturgia, perché lo sappiamo che il Concilio Vaticano II ha chiesto che la liturgia sia sempre più vissuta e partecipata, consapevolmente e attivamente, e penso che i ministeri laicali, ciascuno nel compito loro proprio, contribuiscono in maniera fondamentale a far sì che la liturgia proceda in questa direzione. Qual è l'importanza del canto all'interno della liturgia? Il canto riveste un ruolo molto importante, l'abbiamo già detto a novembre nel momento appunto di riflessione per i cantori. Non è un elemento che dà una solennità in più, come magari tante volte si può pensare. Canto, quindi la messa è più festiva o più solenne di altre. No, il canto è parte integrante, quindi io che canto, come diceva Sant'Agostino, aiuto la gente a pregare. Sant'Agostino diceva: chi canta prega 2 volte. Ecco, aiutare la gente con il mio canto e con la mia opera di sensibilizzazione al canto liturgico
aiuta proprio la gente a sentirsi parte viva dell'assemblea che celebra. Qual è l'importanza di celebrare una giornata dedicata alle cantorie? Ma l'importanza secondo me è quello di renderci sempre più consapevoli che per svolgere questo ministero non occorre semplicemente l'impegno, la buona volontà di preparare dei canti, ma ricevere proprio una grazia, un aiuto da parte del Signore attraverso appunto un'Eucaristia, una celebrazione eucaristica, proprio per portare avanti il meno indegnamente possibile questo che è un compito grandissimo, ecco, proprio di dare la nostra voce a una preghiera che coinvolge tutti, ecco. Come avete preparato questo momento? Ma abbiamo dato appuntamento a tutti i cantori delle varie parrocchie della diocesi per preparare appunto una liturgia che vedesse appunto l'animazione di questi canti, che sono quelli caratteristici di una liturgia solenne, e quindi ci siamo preparati per 5 sere provando e riprovando i canti, che poi sono quelli sia della tradizione millenaria che la Chiesa sa rinnovare ogni volta, sia canti più attuali, più recenti, che sappiano dar voce anche alle nuove modalità di canto. Qual è il servizio che è richiesto ad un ministro straordinario dell'Eucaristia? Di essere una persona che svolge questo servizio in umiltà, senza darci un tono superiore che non è necessario, soltanto con lo spirito di fare un servizio agli anziani che non possono camminare e muoversi troppo, e poi aiutare il parroco quando magari deve andare ad un altro appuntamento e allora si fa questo servizio. Personalmente quanto l'ha arricchita questo cammino che lei sta svolgendo da 14 anni? Ecco, questo è un servizio che ogni volta che si fa, che si deve aprire il tabernacolo, si sente forse un po' di timore, ecco, che però è risolto aumentando la volontà di essere un servizio e di non avere paura di nulla, perché questo è la cosa che la devi fare a servizio dei tuoi fratelli. Concludiamo con gli appuntamenti. Intanto ricordo che è in corso l'iniziativa delle 24 ore per il Signore. Si tratta di un momento privilegiato di preghiera davanti al Santissimo. In diocesi si tiene nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, ma Telepace è in diretta e lo sarà sino alle 18 di domani. Dunque durante la sera o durante la notte, chiunque lo desideri, attraverso il canale 218, ossia Telepace 4, potrà appunto avere un momento di preghiera, di riflessione, di silenzio davanti al Santissimo. Vediamo gli appuntamenti allora per i prossimi giorni. Intanto ricordo la giornata dei ministeri laicali e delle cantorie, domenica 11 alle 16 il corso di formazione con Don Paolo Tomatis, direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Torino, alle 18 la messa in cattedrale presieduta dal vescovo diocesano. Sempre domenica all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante alle ore 16 prenderanno il via gli esercizi spirituali che si terranno sino a venerdì 16 marzo. Il tema, che sarà guidato da padre Attilio Fabris, il monaco dell'abbazia di Borzone, sarà alla scuola del buon ladrone, un itinerario di conversione. Facciamo un salto a Genova perché giovedì 15 marzo, in occasione della festa di San Giuseppe, il cardinale Angelo Bagnasco terrà una messa che vuole essere anche un momento di vicinanza al mondo del lavoro. L'inizio della celebrazione alle 18:30 nella cattedrale di San Lorenzo. Infine, nella nostra diocesi, venerdì 16 alle 17 nel seminario di Chiavari si terrà un momento di incontro sul tema "Chi non serve non serve, il volto bello dell'amore cristiano secondo Papa Francesco". È un testo, ci sarà l'autore Don Gabriele Maria Corini, a presentarlo Don Pino De Bernardis e porterà il suo saluto il vescovo diocesano. Siamo giunti al termine, Noi Chiesa torna venerdì prossimo, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.